Buongiorno, buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG, il ritrovamento di un cardiochirurgo morto nel suo studio, vediamo il titolo del mattino di Padova, nel suo studio al centro Gallucci di Padova. Si tratta del dottor Roberto Bianco. Andiamo in diretta per i particolari da Valentina Visentina. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, ancora una volta del mistero la morte del cardiochirurgo Roberto Bianco, 61 anni, trovato ieri sera intorno alle 21, privo di vita all'interno del suo studio, all'interno del centro Gallucci dell'azienda ospedaliera di Padova. A dare l'allarme a alcuni colleghi che hanno rinvenuto il corpo senza vita sul posto, ovviamente la polizia e anche il pubblico ministero di turno che hanno disposto l'autopsia. Sembrerebbero non esserci segni di violenza sul corpo, quindi in un primo momento si esclude quasi certamente la morte violenta, ma si vuole comunque fare chiarezze sulle cause di questo misterioso decesso avvenuto all'interno dell'ospedale di Padova. Dicevamo il cardiochirurgo è un dirigente medico, il dottor Roberto Bianco, 61 anni, il pubblico ministero ha già disposto l'autopsia e quindi le prossime ore saranno cruciali per stabilire le cause del decesso, che ovviamente ha scioccato tutti i medici dell'azienda ospedaliera di Padova. Ma c'è un'altra notizia di cronaca arrivata pochi minuti fa in redazione. Si tratta di un infortunio sul lavoro che è avvenuto questa mattina verso le 10:30 a Campo San Piero, dove è rimasto ferito un operaio di 21 anni residente in provincia di Vibo Valentia. È rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando all'interno di un cantiere edile in via dell'Industria. Il ragazzo è stato colpito alla testa da un grosso tubo di plastica, sembra che stesse spostando il tubo con un moletto e probabilmente il tubo gli è caduto addosso dopo la rottura di una fascetta di contenimento. L'operaio è stato trasportato con l'eli soccorso all'ospedale di Padova, che vedete alle mie spalle, in codice rosso. Sul posto ovviamente per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e lo Spisal. Anche di questa notizia ovviamente maggiori dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, e con questo la linea può tornare allo studio. Valentina, Federico Cibotto per la parte tecnica. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. La Procura di Padova ha chiuso l'inchiesta per il femminicidio di Giada Zanola, morta la notte del 29 maggio del 24 dopo un volo di 10 metri dal cavalcavia di Vigonza. In carcere per l'omicidio il compagno Andrea Favero, da cui si stava separando. Ci racconta tutto in diretta la nostra inviata. Sentiamo. Chiuse le indagini da parte della Procura di Padova nei confronti di Andrea Favero, 38 anni, accusato dell'omicidio premeditato della compagna Giada Zanola, la donna di 36 anni, gettata da un cavalcavia dell'autostrada A4 dopo essere stata probabilmente stordita con dei farmaci in modo da inscenarne il suicidio. Il delitto era avvenuto la notte del 29 maggio scorso, ma la Procura ha ipotizzato che sarebbe stato pianificato tempo prima. Altra aggravante contestata è quella della relazione affettiva e della convivenza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Giada Zanola, ancora viva, sarebbe stata spinta giù dal cavalcavia della A4 da Favero, con il quale aveva deciso di troncare la loro relazione. La notifica della conclusione delle indagini preliminari è avvenuta il 24 marzo scorso. Scaduti i termini per le controdeduzioni della difesa, si procederà con la probabile richiesta di rinvio a giudizio, con fissazione dell'udienza preliminare che potrebbe tenersi a luglio. E vediamo dal piccolo di Trieste un omicidio in casa nell'abitazione di una signora molto nota a Trieste, un omicidio proprio in pieno centro, a 2 passi da Piazza dell'Unità. La vittima è la presunta assassina, è stata uccisa brutalmente in casa, Chiera Isabella, che è stata ammazzata con un taglio alla gola, dice il piccolo. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Tele 4. A
tentato di circuire l'anziana per derubarla. Ecco l'origine dell'omicidio nel ghetto costato la vita all'89enne Isabella Tregnaghi, trovata morta nella sua abitazione di Via delle Beccherie con la gola tagliata. La presunta assassina, la 58enne triestina Erika Podmenic, ora reclusa alla casa circondariale del Coroneo, avrebbe costruito con lei un rapporto di fiducia, probabilmente con più contatti precedenti, per farsi aprire la porta di casa e portare via denari e quant'altro di valore. Una volta all'interno dell'abitazione della facoltosa anziana, qualcosa però è andato storto. Dunque, il tentativo di distrarre la donna e rovistare nei cassetti si è trasformato in una colluttazione. A quel punto l'assassina avrebbe strangolato l'anziana per poi tagliarle la gola. Quindi si sarebbe cambiata gli abiti e preso i vestiti e gli asciugamani sporchi di sangue, caricando tutto sulla sua Fiat Panda. Dunque, evidentemente per evitare di buttarli nelle vicinanze, si è recata in Viale Miramare all'altezza della stazione centrale, gettando tutto in un cassonetto. Nel frattempo però la figlia dell'anziana si era collegata da remoto alle telecamere installate nell'appartamento, ha visto la madre esanime ed ha allertato il servizio Televita. La catena dei soccorsi e il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di identificare in breve la sospettata del delitto, tanto che i militari aspettavano già la donna sotto casa in via della Cereria al suo rientro, dopo essersi disfatta delle prove nell'immondizia. Alla vista dei militari però la 58enne è scappata a bordo della sua Panda, una fuga durata meno di mezzo chilometro. Al semaforo di via Bramante il blitz degli uomini dell'Arma ha permesso di assicurarla alla giustizia. Abbiamo visto delle macchine che hanno fermato una Panda, si sono messe di traverso, diciamo, una macchina bianca tutta in borghese, e come hanno fatto uscire una signora da questa Panda, diciamo, bianca, una signora alta, con i capelli a caschetto, mi pare neri, l'hanno ammanettata e l'hanno portata via con le macchine, con le volanti, insomma. Però erano tutti in borghese, anche i poliziotti o carabinieri, non so chi erano tutti quanti in borghese, avevano le armi in mano e basta, insomma. Restano però delle domande a cui bisogna ancora rispondere. Perché la Podmenic non è scappata quando la situazione si è fatta complicata e invece si è accanita sull'anziana? Si tratta di un episodio isolato o la donna aveva dei precedenti? Servizio di Marco Stabile, che è il capo della nostra redazione di Trieste. Intanto torniamo in Veneto, a Padova. Arrivano i provvedimenti del questore Marco Odorisio per le violenze avvenute nel fine settimana in una discoteca della città e nel quartiere Portello. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione del rene di parte del colon il 30enne moldavo ferito da una coltellata alla schiena durante la rissa esplosa domenica all'alba nella discoteca Utopia di Padova. Un altro uomo, un 24enne russo, è stato ritrovato a terra con un taglio al braccio. Dopo questa violenza nel locale, già teatro di numerose risse, il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto la sospensione della licenza del circolo privato di Via dei Colli per 120 giorni. La volante domenica aveva trovato i 2 uomini a terra, il più grave, il 30enne moldavo, ancora ricoverato in ospedale dopo l'intervento. Il locale era già stato teatro in passato di episodi di violenza. Nel gennaio 2024 la polizia era intervenuta per sedare una rissa scoppiata nel parcheggio tra un gruppo di moldavi, 5 dei quali furono denunciati, e altri tafferugli costissero gli agenti di intervenire all'interno della discoteca nel dicembre del 2023, identificando e denunciando gli aggressori di un giovane. Anche nel 2022 si erano verificate tensioni tra la sicurezza del locale e i clienti violenti, arrivati in un caso anche con delle pistole a pallini. Per il locale la nona chiusura in pochi anni. Sono stati invece identificati i 6 ragazzi protagonisti della lite in strada avvenuta sempre domenica all'alba al Portello per motivi di gelosia. Il questore di Padova ha disposto il daspowiglio, ovvero il divieto di accesso ai locali pubblici del Portello per 3 anni a 2 fratelli gemelli di 26 anni e di 2 anni per gli altri 4 partecipanti alla rissa. E queste vicende hanno riaperto ferite in questa zona del Portello, dove i residenti dicono: siamo isolati, abbandonati da 10 anni a questa parte. È ripartita la primavera, ce ne siamo accorti dall'inizio di marzo, e la cosa più preoccupante è che la situazione sono 10 anni che sta peggiorando e non cambia. Esasperazione e rassegnazione non ce la fanno più i residenti del Portello, che descrivono un film che si ripete identico di anno in anno durante la bella stagione. In alcune serate, il mercoledì specialmente, ma anche il venerdì o
probabilmente certi sabati, adesso che andremo verso il caldo sarà sempre più così, ci sono assembramenti di migliaia e migliaia di persone, 3.000, 4.000, è anche difficile fare dare una stima precisa. E queste persone sono lasciate a sé, si vedono torme di persone che giungono anche da fuori regione, io sento da Verona, da Bergamo, perché è diventato un evento, un posto dove ci si diverte e si può fare quello che si vuole. Ci sono torme di ragazzini che vedo andare in giro con la bottiglia, a 14-15 anni, con la bottiglia di superalcolico in mano e vanno in giro. In questa situazione cosa può succedere se non ci sono delle divise che fanno vedere che il territorio è controllato? Si sentono un disco rotto i residenti con una controparte, l'amministrazione comunale sorda. Se sul rumore gli street tutor messi in campo hanno prodotto alcuni risultati, la piazza diventa talvolta incontrollabile. La nostra domanda è: ma devono esserci per forza solo 2 pattuglie alla sera a disposizione e per tutta la città? Perché non so, i vigili sono molti, io immagino che forse in situazioni eccezionali si fanno anche dei cambiamenti. Servizio di Chiara Gaiani. Adesso andiamo a Zero Branco, dove un uomo di 84 anni è caduto in un fiume e ha perso la vita. Andiamo in diretta da Filippo Fois. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Sant'Alberto, che è questa splendida oasi di verde in comune di Zero Branco. Accanto a me c'è il sindaco di Zero Branco, Luca Durichetto, e il consigliere comunale Giuseppe Dalbò, che abita proprio qui di fianco. Nicoletta Risetto può farvi vedere il luogo in cui è stato fermato il corpo del povero Sergio Lorenzon, che galleggiava ed è stato avvistato circa 24 ore fa, era proprio il primo pomeriggio di ieri, è stato bloccato da 2 passanti. Ieri c'era parecchio movimento qui e Giuseppe Dalbò abita proprio qui di fronte, per cui è stato uno dei primi ad accorrere, perché si è accorto subito di cosa stava succedendo. Sì, mi sono accorto subito che c'era gente, sono corso e abbiamo trovato quest'uomo che non si sapeva chi era, a pancia in giù, l'abbiamo fermato, è stato chiamato i carabinieri, i vigili del fuoco, tutti. E quando sono arrivati lo hanno raccolto e girandolo ci siamo accorti subito che era un nostro paesano, che era Sergio Lorenzon. E lo conosceva bene? Sì, certo, lo conosco da più di 50 anni, perché anch'io ho una certa età, abitava qui vicino e ci trovavamo tante volte assieme per chiacchierare. Lui faceva l'autista di camion. È stato uno shock enorme quando ha visto questa scena. Qua penso che tutto il paese ne risenta di una perdita, perché è proprio una cosa. Noi ci conosciamo tutti e questo è il motivo, perché uno, se non conosce la gente, poveretto, ma invece sai, ci manca uno del nostro paese, siamo pochi abitanti, noi siamo neanche 2000, sicché tra l'altro appunto Sergio Lorenzon abita proprio alle nostre spalle, abitava qualche centinaio di metri, circa 1 chilometro lungo il canale, perché la sua abitazione è a 20 metri dal canale, non ha neanche protezione dietro, perché è chiuso davanti, chiuso sul suo. Forse non so se sia venuto male o se, adesso noi tutti qui nella zona andiamo a erbe spontanee, sì, che lungo il canale. Ci raccontava anche il sindaco che ieri c'era parecchio movimento. Sì, coi primi soli di primavera le persone si muovono, fanno una passeggiata e poi è tradizione, insomma, qua in Veneto, la raccolta delle erbe spontanee. Lorenzo lo conosceva lei? Sì, lo conoscevo, naturalmente non come Giuseppe, lo conoscevo, nel senso che lo incrociavo, ci siamo visti, sì, qualche tempo fa oramai, però abitava qua e quindi frequentava questa zona. Si può avanzare qualche ipotesi su cosa sia successo? Ma in realtà allora l'unica certezza è che sia trattato di una tragica fatalità, ma dovuta probabilmente o a un malore o a uno scivolamento, perché come vedete l'erba qua è un po' alta, ieri era anche un po' bagnata e quindi potrebbe essere scivolato o un mancamento e quindi che sia caduto dentro il canale, perché come diceva Giuseppe, casa sua è di rimpetto allo Zero e poi comunque lungo l'argine dello Zero anche ieri c'erano tantissime persone che passeggiavano, quindi potrebbe anche essersi trattato semplicemente di uno scivolamento. Nel momento in cui si cade poi all'interno dell'acqua
quello che succede succede. Purtroppo, sì, tra l'altro qui diceva giustamente Giuseppe Dalbò che è una piccola comunità, si conoscono tutti, per cui queste tragedie vengono anche amplificate dal fatto che qua si vive tutti assieme. Sì, tenendo conto perché appunto lui era di una famiglia molto conosciuta, una famiglia storica qua, nella zona lì attorno portano quasi tutti lo stesso cognome, è comunque una realtà storicizzata, e poi proprio per il fatto di essere una comunità piccola ma molto coesa, i fatti di questo tipo si amplificano ancora di più, e quindi il dispiacere per la scomparsa di una persona si unisce proprio alla mancanza del ricordo di un amico o di un conoscente o di qualcuno che comunque vedevi, incrociavi durante le giornate, anche durante il mercato, quando andavi a prendere il pane, insomma. Quindi Giuseppe, l'ultima parola, qual è l'ultimo, cioè il primo ricordo che le viene in mente del suo amico? Non tanto tempo fa, perché siccome vado sempre qui al mulino, era fuori in giardino, che adesso ci sono i primi lavori di giardino, era fuori sul suo giardino perché è un bel giardino, uno lo fa per passatempo, per hobby, e l'avevo visto là, quando uno passa alza la mano, ciao, ecco. Non c'era stato un grande rapporto quel giorno, però ci siamo salutati. E mi dispiace perché ho perso un conoscente. Grazie. Ringraziamo anche il sindaco di Zero Branco, e per ora restituiamo la linea. Da Zero Branco con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Adesso andiamo a San Donà di Piave perché deve ripartire da zero il processo per la casa di cura degli orrori. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori e da Sandro Ponchio. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia del sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, e come vedete alle mie spalle ci troviamo proprio di fronte alla casa di riposo monumento ai caduti di guerra, ormai che tutti però conoscono come la casa degli orrori per quello che è successo all'interno in particolare del reparto Viola. Ebbene, come avevi anticipato, bisogna ripartire da zero. Ieri ci si aspettava la lettura della sentenza, però invece sono stati trasmessi al Presidente della Corte nuovi elementi affinché ci sia una nuova udienza di fronte alla Corte d'Assise. Nel frattempo i 5 operatori sono stati rimessi in libertà. Qui però siamo insieme al sindaco, che è anche un avvocato, e quindi ci può spiegare anche nel dettaglio che cos'è successo. Sì, grazie della possibilità. Stiamo parlando di una ferita che è ancora aperta a San Donà di Piave. Questa cosa ha fatto soffrire tutta la nostra comunità, e ancora io ricevo, anche stamattina ho ricevuto chiamate di familiari delle persone vittime di questi vergognosi abusi, insomma, che ricordo si sono perpetrati soprattutto durante il periodo delle restrizioni dei Covid, quando non si poteva accedere liberamente all'istituto, quando le persone vivevano quasi isolate all'interno della casa di riposo, nelle loro camere, spesso in balia di questi personaggi. La città soffre ancora di questo, e sapere oggi che queste persone invece di essere condannate in maniera che speravamo definitiva possono uscire dal carcere, ovviamente ci lacera ancora di più e interroga la città sul senso di giustizia, sui tempi soprattutto della giustizia. Dal punto di vista tecnico, da quello che ho capito, siccome tra le varie ipotesi ci potrebbe essere anche la morte di una persona, di una signora, causata dal comportamento di questi soggetti, essendoci un reato di sangue volontario, la competenza non è della Corte d'appello ma della Corte d'assise, che è la Corte integrata con i giudici popolari, per cui bisogna rifare il processo di fronte al giudice competente, che in questo caso non è la Corte d'appello ma la Corte d'assise. Ecco sindaco, visto che lei ha detto che sente ancora molti dei familiari delle vittime, questo è un altro schiaffo che arriva come proprio una doccia fredda. Sì, è il secondo che riceviamo, perché il primo è stata la sentenza
del giudice del lavoro che ha disposto la riassunzione di alcuni di queste persone, non i responsabili dei reati più gravi per fortuna, ma alcuni degli operatori hanno fatto ricorso contro il licenziamento e sono stati reintegrati nel posto di lavoro. Una cosa che io ho parlato con la direzione della casa di riposo, noi impugneremo in tutte le sedi perché queste persone non le possiamo sicuramente accettare, non le vogliamo più vedere, non solo in questa ma in nessun'altra casa di riposo. Insomma, non c'è giustificazione per quello che è stato fatto. E gli anziani e i bambini sono i nostri tesori più preziosi perché sono le persone che meno si possono difendere. Per cui pensare che qualcuno possa approfittare di queste posizioni di garanzia per fare del male invece che fare del bene è una cosa inaccettabile dal punto di vista umano prima di tutto. Ecco, è doveroso anche dire che però dopo che sono venuti alla luce questi episodi si è corsi immediatamente ai ripari. Qual è adesso la situazione della casa di riposo? Ne è stata inaugurata un'altra, in sintesi voi vi siete mossi subito? Sì, la situazione è radicalmente cambiata, c'è una nuova direzione, un nuovo consiglio di amministrazione, abbiamo inaugurato a maggio dell'anno scorso la nuova casa di riposo, altri 120 posti per anziani, è una struttura completamente innovativa che noi frequentiamo come amministratori, posso dire, con frequenza settimanale. Io sono andato a pranzo con loro, ho assaggiato senza preavviso quello che proponeva il menù, ho l'assessore ai servizi sociali che gira all'interno, anche qui senza preavviso, insomma, per cercare di capire direttamente come vengono trattate queste persone, e posso dirvi che siamo soddisfatti. Sempre si può migliorare, non c'è nulla di perfetto, però insomma gli ambienti sono buoni, sono ambienti nuovi con tecniche innovative. Questa che abbiamo alle spalle è la casa di riposo storica, l'altra ovviamente che è un po' più in periferia però ha una struttura di una nuova concezione molto più moderna, molto più adatta agli standard che richiediamo oggi, camere singole. Chiaramente è un impegno anche per la nostra realtà perché abbiamo un ente, l'IPAB, che si adopera in tutti i modi per allietare e rendere sopportabile questa situazione. Chiaramente che un anziano vorrebbe poter invecchiare a casa propria, sappiamo che spesso è impossibile, cerchiamo di rendere però queste strutture il più possibili accoglienti e aperte, perché è importante poterle frequentare, poter consentire a parenti, amici, alle associazioni di volontariato di girare, di entrare. Un concerto, un coro, una chitarra di sabato, di domenica aiutano tantissimo queste persone. Abbiamo portato i ragazzini, i bambini piccoli, vedere assieme questi nonni con i bambini piccoli aiuta e porta un po' di speranza. Nonostante queste notizie noi ancora ci crediamo e andiamo avanti a testa alta. Grazie Sindaco anche per gli aggiornamenti che ci ha fornito in merito a quelle che sono le situazioni attuali del case di riposo qui a San Donà. Grazie per essere stato con noi, quindi a San Donà è tutto, restituisco la linea allo studio. Sindaco Alberto Teso, al microfono Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, il nostro operatore. Vediamo la notizia dalla Nuova Venezia, si tratta di un lutto, un infarto fatale nella notte, è morto un meccanico di 37 anni, è avvenuto a Liettoli di Campolongo. Daniele Fortin è stato trovato senza vita dal padre. A Vicenza, anzi a Altavilla Vicentina, una scuola chiusa per 2 giorni dopo l'incursione dei soliti vandali ed è caccia per trovare i responsabili. Sentiamo Luisa Bertini. Altavilla Vicentina, siamo davanti alla scuola media Marconi che nella notte tra sabato e domenica è stata vandalizzata. 2 giorni di ripristino, 2 giorni di chiusura delle scuole. A che punto siamo? Siamo al punto che fortunatamente riusciamo a riaprire perché comunque l'impresa di pulizie ha fatto il suo dovere, stanno ripulendo tutto. Certo è che ancora non sappiamo bene che cosa funziona e che cosa no, quindi alcune attrezzature potrebbero essere state danneggiate. Ecco, attrezzature che potrebbero essere danneggiate, però la stima dei danni ancora la state facendo. Che cosa hanno distrutto in questa incursione notturna? Allora, da come si sono viste anche nelle immagini, hanno comunque distrutto delle LIM, dei computer sono stati rovinati. Adesso ci auguriamo che il sistema elettrico in generale, laddove è finita la polvere, non sia danneggiato, perché questo è un problema serio. Ecco, indagini che sono in corso, qui c'è anche una rete di videosorveglianza, quindi il cerchio è prossimo alla chiusura? Sì.
Ieri ho fatto denuncia e comunque i carabinieri stanno indagando e sembra che a breve il cerchio si chiuderà. Quindi indagini che sono ancora in corso, la buona notizia è che domani comunque la scuola riapre. Sì. Domani la scuola riapre a tutti gli effetti, gli estintori sono stati ripristinati, tutto quello che poteva essere ripristinato è stato ripristinato, l'unico dubbio è su alcune attrezzature. Anche perché con gli estintori, diciamo, hanno fatto il disastro un po' anche negli uffici, nelle aule, hanno distrutto delle porte. Anche. Sì, allora hanno rovinato anche delle cattedre, alcuni banchi rovesciati eccetera, ma forse non si sono resi conto che usando gli estintori quella polvere è finita all'interno dell'impianto elettrico, all'interno delle attrezzature e appunto non sappiamo adesso quando poi verrà aperta si capirà effettivamente il danno che è stato creato. Tra l'altro questa era una scuola che in parte avevate rimesso a nuovo? Sì, allora erano stati appena fatti i lavori sull'ascensore e l'ascensore non sappiamo ancora bene se riuscirà a ripartire. Ecco, l'avete sentito, ancora non è chiara la stima dei danni per le tante attrezzature che sono state danneggiate. La buona notizia è che domani riapre la scuola e io ringrazio il sindaco per essere stata con noi. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina della redazione di Vicenza. Vediamo adesso, andiamo nel Bassanese, c'è stato un incidente al confine tra Cassola e Bassano del Grappa. È di 2 persone ferite portate al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano il bilancio di un rocambolesco incidente verificatosi intorno alle 9:30 lungo via Cabbaroncello. Lo scontro si è verificato in territorio comunale di Cassola, a pochi metri dal confine con Bassano del Grappa. Secondo le testimonianze raccolte, il conducente della vettura di colore bianco proveniente da via Palladio non avrebbe rispettato lo stop, andando a colpire un'altra utilitaria che proveniva dalla sua destra. Questa seconda vettura, una 500, si è ribaltata pochi metri più avanti. Le 2 persone nell'abitacolo sono state soccorse dall'ambulanza del SUEM di Bassano, arrivata in pochi minuti, assieme a 3 mezzi dei vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale di Cassola Mussolente che ha effettuato i rilievi. Sono durati più di un'ora i disagi al traffico, deviato lungo percorsi alternativi fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Il conducente del veicolo che avrebbe provocato l'incidente ha accusato solo un lieve dolore alla spalla per il contraccolpo subito. Sotto shock il conducente della vettura che seguiva a poca distanza, testimone oculare diretto di quanto accaduto. Servizio di Mirko Cavallin, un devastante incendio ieri sera che ha interessato l'agriturismo Colberetta San Nazario. Siamo ancora nel Bassanese, nessuno è rimasto ferito, ma sono stati attimi di paura per una perdita di GPL da un bombolone interrato. Sono le 20 di lunedì quando le fiamme si sviluppano da una piccola tettoia vicina alla struttura principale dell'agriturismo Colberetta San Nazario, comune di Valbrenta. Il colle della Berretta, un'oasi di pace in luoghi che furono teatro di battaglia nella Grande Guerra, 1340 metri di altezza, si trasforma in un rogo. L'incendio si sviluppa velocemente e la paura sale quando si scopre una perdita da un bombolone interrato con 1500 litri di GPL. L'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa e Vicenza con i volontari di TN Asolo è fondamentale. Sul posto opera anche la squadra NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, arrivata da Mestre. In 25 pompieri, un funzionario sul posto con 10 automezzi riescono a domare le fiamme e a salvare circa metà della struttura. Distrutto il tetto al primo piano, messo in sicurezza il serbatoio di GPL, le cui valvole di sfiato sono entrate in funzione. Ingentissimi i danni per la struttura in un periodo importante a ridosso della Pasqua. Le cause del rogo sono adesso al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E ci sono stati i pompieri impegnati per molte ore a Lancenigo di Villorba, dove un furioso incendio è divampato a Villa Angelica, a poca distanza dalle scuole. È ancora giallo sulle cause del rogo.
È giallo sull'incendio divampato durante la notte a Villa Angelica, in via Franchini, a Lancenigo di Villorba. Le fiamme hanno pressoché distrutto la barchessa e i vigili del fuoco, arrivati con 22 uomini, 5 autopompe e 4 autobotti da Treviso, Montebelluna, Conegliano e Asolo, hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio e soprattutto mettere in sicurezza le scuole adiacenti e il corpo centrale della villa. Sindaco e assessore sono rimasti lì quasi tutta la notte. La prima preoccupazione era proprio che fosse interessato il corpo scolastico e quindi diciamo la velocità nel anche uscire anche noi per provare a verificare che non ci fosse un interessamento, perché insomma la villa ha sicuramente pregio, ma il corpo scolastico è sicuramente un qualcosa che avrebbe dato un danno forse maggiore dal punto di vista proprio anche di tutti gli alunni. Sulle cause invece stanno indagando vigili del fuoco e carabinieri. Tutte le piste sono aperte, compresa quella dolosa al momento. Di certo non sono state trovate persone all'interno, quindi non risultano feriti. La villa è abbandonata da anni. Non abbiamo ancora notizie sulla causa, una villa che meriterebbe essere riportata al suo fascino, purtroppo disabitata da molto tempo, adesso appunto sono ancora in corso le indagini. Il primo dubbio effettivamente era che ci fosse qualcuno all'interno, in realtà fortunatamente non ci sono feriti, non abbiamo riscontri e per quello è l'altro lato molto positivo. Vediamo cosa dicono le indagini, anche perché la villa era in uno stato abbandonata, insomma non ci vivevano da anni. Villa Angelica è del XVI secolo, un patrimonio importante per il territorio. L'intervento dei pompieri è stato particolarmente complesso a causa della folta vegetazione del parco. I danni sono ingenti e da quantificare. È crollato il tetto della barchessa praticamente, quindi la barchessa è inagibile, una parte della barchessa. Servizio di Federico Fusetti, sono tornati al lavoro dopo una settimana segnata dal dolore i dipendenti della STM di Magnago, dove purtroppo c'è stato un tragico incidente sul lavoro. Sguardi bassi, espressioni tese, silenzi pesanti all'uscita dall'STM di Magnago, dove i dipendenti hanno ripreso a lavorare dopo una settimana segnata dal dolore. Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo, infatti, Daniel Taff aveva perso la vita, colpito da una scheggia mentre era al lavoro. Siamo tutti senza parole, ma un bravo ragazzo come lui, siamo tutti dispiaciuti, veramente, non ci sono proprio commenti. Parlare non serve a niente. Ovviamente l'azienda non è che non ha sicurezza, ce l'ha. Però ovviamente capita sempre qualcosa che magari uno deve fare un accorgimento. Non è facile per nessuno, nemmeno per l'azienda. Non bello di sicuro. Cioè, manca una persona bravissima. Uno come pochi. Un giovane bravo. Nei giorni scorsi il segretario generale della UILM di Pordenone, Roberto Zami, aveva annunciato ai nostri microfoni l'intenzione di introdurre uno psicologo in azienda per sostenere i lavoratori in questo momento di dolore, un segno concreto di vicinanza, così come la decisione dei sindacalisti della UILM di lasciare chiuso per sempre l'armadietto di Daniel in sua memoria. Sul fronte giudiziario sono 5 gli indagati per omicidio colposo, il proprietario della ditta, il responsabile interno del servizio prevenzione infortuni, il direttore dello stabilimento che ricopriva anche il ruolo di responsabile per la sicurezza, il perito che aveva certificato gli impianti produttivi e la professionista che per ultima aveva validato la regolare operatività della macchina coinvolta nell'incidente. Domani, martedì 1 aprile, sarà il medico legale Lucio Bomben a eseguire l'autopsia sul corpo di Daniel, un passaggio cruciale per chiarire le cause del decesso. I carabinieri di Padova hanno arrestato in flagranza 3 giovanissimi tra i 15 e i 16 anni di origine straniera, 2 residenti a Padova e 1 nel Veneziano, per tentata rapina nei confronti di un rider. L'episodio è avvenuto sabato notte. Il rider, un 33enne pakistano, aveva chiamato il 112 raccontando di essere rimasto vittima di una rapina mentre stava effettuando una consegna vicino alla stazione ferroviaria chiesta
da 3 giovani che però pretendevano la consegna della merce senza avere il denaro per pagarla. Al suo diniego 2 dei 3 ragazzi lo hanno spinto e bloccato a terra, mentre il terzo cercava di prendere la merce dal termozaino senza però riuscirci. All'arrivo di altri rider in soccorso della vittima, i 3 si sono dati alla fuga verso il piazzale della stazione, dove sono stati raggiunti e fermati dai militari. I 2 quindicenni sono sospettati di un'altra rapina fatta con un terzo complice l'11 marzo scorso alla fermata degli autobus della stazione di Padova ai danni di un minorenne aggredito con uno spray urticante. E giochi pericolosi fra ragazzini sotto il Ponte Nuovo a Bassano del Grappa con il sindaco Finco che interviene. Una nuova moda, rischiosa quanto insensata, sta prendendo piede in città. Protagonisti alcuni adolescenti che da qualche giorno a questa parte hanno preso l'abitudine di riunirsi sulle arcate inferiori del Ponte Nuovo, arrivando a sporgersi nel vuoto. Una nuova challenge, una pericolosa sfida di coraggio, oppure semplicemente un atto di incoscienza, oltretutto in un'area dove il degrado la fa da padrone e dove accedervi è appunto un gioco da ragazzi. Ma qui la questione è seria, come sottolinea il sindaco Nicola Finco. Innanzitutto vi ringrazio della segnalazione perché non mi era ancora giunta, però ovviamente questo è un tema molto delicato, anche perché stiamo registrando diverse situazioni particolari legate proprio alla fascia adolescenziale, sia per la presenza di baby gang in città, ma anche proprio situazioni analoghe come questa. Il monito in primis ai ragazzi e ai loro genitori, cioè ragazzi, non si gioca, non si scherza con la vita. L'amministrazione è dunque pronta a intensificare i controlli per mettere fine a un gioco che rischia di trasformarsi in ben altro. Cercheremo di metterci subito all'opera anche mandando dei pattugliamenti, sensibilizzando anche le altre forze dell'ordine nel monitorare quell'area che è già un'area molto particolare, che è già attenzionata, ma ovviamente punteremo ulteriormente i riflettori. E sicuramente l'impegno che ci stiamo prendendo è anche di mettere in piedi tutta una serie di iniziative, di attività proprio per coinvolgere questi ragazzi, perché una volta sappiamo benissimo c'erano i patronati che erano dei centri di aggregazione dove i ragazzi si ritrovavano. Oggi questa realtà non ci sono più, molti ragazzi fortunatamente sono impegnati nello studio, nello sport, in altre attività pomeridiane, però tanti altri invece girano per la città e ovviamente capita poi di vedere situazioni come queste. Sindaco Nicola Finco, al servizio di Alex Giuliano, oggi in regia Renato Cappoia ed Edoardo Paris. Vediamo le fiamme gialle sempre in azione. Hanno accusato di autoriciclaggio un 50enne che si fingeva commercialista dell'Alta Padovana. È stato sottoposto ad un sequestro preventivo di beni del valore di oltre 1.100.000 euro. Sequestro preventivo di più di 1.100.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Padova nei confronti di un finto commercialista su mandato della Procura della Repubblica per evasione fiscale e autoriciclaggio. L'indagine è stata condotta dai finanzieri della compagnia di Cittadella in base a una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società con sede a Piazzola sul Brenta e operante nel settore delle consulenze amministrative nell'Alta Padovana e nel Vicentino ed è risultata inadempiente agli obblighi tributari. Analisi sui documenti e approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che il titolare, un 50enne, avrebbe conseguito un risparmio di imposta per oltre €500.000 che poi sarebbe stato autoriciclato in 2 automobili aziendali e investimenti in auto d'epoca, orologi preziosi e polizze assicurative. Una parte sarebbe stata poi trasferita sui conti correnti della moglie, indagata anche lei per riciclaggio. L'imprenditore da oltre un decennio esercitava le funzioni di dottore commercialista, ma non era mai stato iscritto all'albo professionale. Altre 2 persone sono state denunciate per falsi documentali. Tra i beni sequestrati figura denaro, 4 immobili, polizze assicurative, auto d'epoca, orologi di lusso e quadri d'autore sulla cui autenticità sono in corso ulteriori accertamenti. Servizio di Francesco Rattai, vediamo un uomo che è stato trovato con un coltello, una lama di 20 cm, è stato bloccato e denunciato dalla polizia a Vicenza.
una bottiglia di birra in vetro e brandendo con l'altra un coltello avvolto da carta stagnola che batteva ripetutamente contro le ringhiere delle abitazioni. Sul posto in via Toti, allertati da una segnalazione dei cittadini, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Hanno identificato l'uomo, cinquantenne, che alla vista della volante ha cercato di disfarsi del coltello gettandolo tra le siepi. Il coltello, con una lama di circa 20 centimetri, è stato recuperato e sequestrato, mentre l'uomo, indagato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e risultando anche in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcolici, sanzionato per ubriachezza. E continuano a colpire i vandali, vediamo cosa è successo a Marostica. Ladri nuovamente in azione nella casetta di legno qui al centro sportivo di Via Ravenne a Marostica. Dicevamo nuovamente in azione perché soltanto nel giugno dello scorso anno i soliti ignoti avevano forzato la serratura d'ingresso, la porta d'ingresso, le finestrelle e avevano messo a soqquadro tutto quello che c'era all'interno. Questa volta hanno agito sempre in orario serale, hanno forzato una serratura, sono entrati, hanno rubato una bottiglia di alcol per poi scappare. Non prima però d'aver aperto alcune sedie sdraio sulle tribune dove con ogni probabilità avrebbero bivaccato e consumato la bottiglia trafugata. Dal modus operandi si tratterebbe di giovani e chi gestisce la struttura potrebbe già avere un'idea di chi potrebbe aver agito. Certo è che il sindaco Mozzo usa parole molto dure. Sono dispiaciuto perché le attività sportive e le nostre associazioni lavorano per dare serenità anche alle famiglie e soprattutto ai ragazzi. Vedere che poi da parte di un certo tipo di comunità viene ripagato in questo modo il lavoro di tanti volontari sicuramente dispiace. In questo momento siamo in fase di riprogettazione di tutta la videosorveglianza del comune di Marostica e sicuramente inseriremo anche gli impianti sportivi con ulteriore videosorveglianza. Già a giugno dell'anno scorso si era appunto accennato al fatto di posizionare le telecamere per la videosorveglianza, ancora non sono state messe? Ancora non sono state messe perché abbiamo dovuto prima di tutto andare in sostituzione di tutta la rete che era obsoleta. Se lei potesse fare un appello a questi vandali, cosa direbbe? Quando c'è ignoranza purtroppo gli appelli servono a poco. Io spero che non vengano mai presi perché naturalmente poi abbiamo già avuto come amministrazione il modo, denunciare non serve a niente, però far fare tante ore di volontariato in accordo con le famiglie sì. Sindaco Mozzo, sindaco di Marostica, andiamo nel comune di Nove dove sono state riattivate le telecamere di videosorveglianza. Sentiamo. Si riaccendono le telecamere a Nove. Il comune già lo scorso autunno aveva firmato l'accordo per attivare il targa system, utile a monitorare e controllare i veicoli in entrata e in uscita sulle vie principali del paese. Da alcuni giorni si sono riaccesi anche gli occhi elettronici puntati su altre zone. Erano rimaste ferme e spente dopo il commissariamento del paese per un concetto di trattamento dei dati, quindi di privacy. Il commissario precedente ha deciso di spegnere tutte le telecamere e noi le abbiamo riattivate. Nel lungo periodo dello spegnimento non è stato quindi possibile effettuare alcun controllo o verifica su quanto accadeva a Nove, che non è stata risparmiata da furti e atti vandalici. Un maggiore controllo del territorio fa sì che tutte le forze dell'ordine abbiano possibilità di accedere alle informazioni che arrivano da queste telecamere e monitorare in entrata e in uscita quelle che possono essere le auto e le persone che attraversano il nostro paese. La riattivazione restituisce così maggiore sicurezza alla comunità novese, ma questo, spiega il sindaco, è solo il primo passo. Adesso andremo ad utilizzare un nuovo bando che è in arrivo da parte della prefettura che prevede la possibilità di estendere e anche di ampliare il servizio. Quindi ci stiamo attivando per investire anche in sicurezza perché è uno dei fattori che ci viene maggiormente richiesto dalla nostra cittadinanza. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Roberto, malato di tumore cerebrale a Padova, aspetto da mesi il suicidio assistito. L'associazione Coscioni dice nessuna risposta dall'ULSS che replica la decisione del 1° aprile, cioè oggi. Edoardo morto folgorato sul tetto di un treno a Verona, il padre ho trovato io il corpo. E in Molise l'ha intitolata la prima scuola a Sammi Basso, la madre
dice, ha detto, amava studiare, un bel gesto. Parcheggia con il finestrino abbassato, multa di 42 euro e istigazione al furto, davvero una strana vicenda a Vicenza. E lo stop ai prodotti europei negli Stati Uniti, l'ultimo affronto al Veneto, nel Calice c'è il calsecco prodotto in California. A Vittorio Veneto, un'isoletta sul Meschio, è al centro di polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da una parte il gestore di un vicino locale lamenta presenze poco gradite, dall'altra la sindaca la definisce il punto più controllato della città. La nostra polizia locale è uscita da febbraio per ben 26 volte e in queste 26 volte non ha mai riscontrato nessun tipo di violazione di tipo amministrativo. Altro che area non sicura, l'isoletta sul Meschio è tra i punti più controllati di Vittorio Veneto. Questa è la risposta al titolare del vicino pub che lamenta da tempo presenze poco gradite davanti al locale che ha aperto qualche anno fa, probabilmente all'oscuro delle frequentazioni già presenti. Siamo nella parte a sud della città, lungo la bretella che porta all'ospedale di Costa. E da quando, sotto questo ponticello, molti anni fa lo spazio è stato attrezzato con delle panchine, poi è diventato punto di riferimento per persone che non studiano e non lavorano. Gente che sicuramente non attrae clientela, ma che è in regola con la legge e quindi libera di sedersi sulle panchine. Quasi tutti casi particolari, seguiti dai servizi sociali, come la giovane che ha creato un po' di scompiglio sabato pomeriggio, peraltro subito ridimensionato dall'immediato arrivo dei carabinieri. L'episodio di sabato appunto si riferisce a questa persona che ha delle fragilità, che è attenzionata dai servizi sociali e anche dalle forze dell'ordine. Purtroppo di queste persone ce ne sono in qualsiasi città e naturalmente creano disagi, creano anche situazioni così un po' di pericolo se vogliamo, però facciamo quello che riusciamo a fare. Questo non significa che su quell'isola stazioni una baby gang, sottolinea Bagliana, che per l'area sta già provvedendo con iniziative verso una sorta di pacifica occupazione. Innanzitutto invitando le persone a frequentare questi parchi, a sedersi, a leggersi un libro, ad ascoltare la musica e quindi a frequentarli. Secondo, con iniziative magari proprio messe in piedi dall'amministrazione comunale. E terzo, anche la proposta che abbiamo fatto al gestore del locale di prendersi a cuore questo parco e di poterne usufruire direttamente. Vediamo ancora un episodio di cronaca riconsegnato degli oggetti sacri che erano stati rubati un mese fa dalla chiesa di San Vigilio ad Osson, un gesto che non ha evitato ad un 42enne di Ponzano la denuncia dei carabinieri per furto aggravato. Sarà stato il rimorso di aver rubato in chiesa o il timore che le indagini delle forze dell'ordine si stessero concentrando su di lui? Fatto sta che un 42enne di Ponzano Veneto si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri restituendo gli oggetti sacri che erano stati rubati la notte tra il 27 e il 28 febbraio scorsi dalla chiesa di San Vigilio di Dosson di Casier. Un turibolo, una navicella e 3 chiavi storiche della canonica. Si è arrivati all'identificazione di questo 42enne attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza. La stazione di Dosson di Casier, attraverso appunto le indagini, è arrivata a questo soggetto, domiciliario a Ponzano, tra l'altro già conosciuto per piccoli precedenti, e nel corso della perquisizione non sono stati trovati gli oggetti, salvo poi lui stesso averli consegnati in caserma, probabilmente perché insomma anche mosso da un senso di colpa. La perquisizione in casa dell'indagato, condotta sabato scorso, non aveva dato esito, ma come detto è stato lui stesso poche ore dopo a riconsegnare quanto era stato prelevato dalla chiesa, oggetti rubati che sono stati prontamente restituiti alla parrocchia. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità. Nonostante la restituzione della rifurtiva, intanto il 42enne non ha evitato le conseguenze legali del furto. Al momento non ha detto niente, li ha soltanto riconsegnati e per questo motivo noi l'abbiamo denunciato per furto aggravato. Allora, restano un mistero i motivi che hanno spinto un anziano piemontese di 70 anni a rubare la foto di Giulia Cecchettin. L'appello del sindaco del comune di Saonara che dice ora ritorni subito in chiesa. Aspettano
Aspettano il ritorno a casa della foto di Giulia i parrocchiani di Saonara, che sabato con sgomento avevano appreso la notizia del furto della fotografia della giovane uccisa dall'ex fidanzato nel novembre del 2023, divenuta simbolo della lotta contro la violenza di genere. La foto era stata rubata da un altare laterale della chiesa del comune dove è sepolta la ragazza da un 70enne della provincia di Verbania, che ad oggi non ha ancora fornito alcuna spiegazione del suo gesto. Siamo felici che la foto sia stata ritrovata e che la cosa si sia risolta. Cercheremo di capire anche attraverso i carabinieri le motivazioni di questo gesto che sembra veramente anomalo, e per noi appunto importante è che la foto ritorni al suo posto, perché la foto sull'altare in chiesa era per tutti noi parrocchiani, anche per i cittadini, un momento di riflessione per quello che è successo, per quello che è accaduto, e anche un momento di preghiera anche non solo per Giulia ma per tutti, anche per i giovani, per i ragazzi e per le donne che sono vittime di questi femminicidi. Cosa abbia spinto l'anziano a percorrere oltre 700 km per arrivare nel Padovano e trafugare la foto resta un mistero. Ha agito a colpo sicuro e senza nemmeno nascondere il suo volto. I carabinieri però, grazie alle telecamere di sorveglianza della chiesa e quelle targa system posizionate sulle vie del comune, sono risaliti a lui nonostante sia incensurato. Fondamentale la videosorveglianza, perché ci ha permesso di individuare la persona, di individuare le targhe anche lungo il percorso insomma, che è stato fatto, e quindi individuare subito di chi si trattava. E a Padova alla festa della Polizia Penitenziaria, il sottosegretario Andrea Ostellari, il sottosegretario alla Giustizia, parla delle misure del governo per le nuove assunzioni e l'ampliamento delle carceri. Incremento del personale e ampliamento delle strutture carcerarie sono stati i temi centrali dell'intervento del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari a Padova per la festa della Fondazione della Polizia Penitenziaria. Il tema del personale è al centro degli interventi dei sindacati dopo gli ultimi episodi di aggressione ai danni degli agenti anche nel carcere di Padova. Ostellari rivendica l'azione di governo che si sta impegnando per incrementare il personale. Abbiamo invertito un trend di marcia purtroppo negativo. Nei 3 anni siamo a 10.000 circa nuove assunzioni, e poi abbiamo ovviamente investito molto non solo sulla polizia penitenziaria ma anche su tutto il comparto del personale, compresi i funzionari pedagogici, che sono quelle figure che aiutano nel percorso rieducativo, e ancora sulle strutture. Come sapete siamo in difficoltà sotto questo profilo, ma con anche la nomina del nuovo commissario straordinario per l'edilizia abbiamo la necessità di recuperare circa 10.000 posti nei prossimi 2 anni. Autorità civili e militari hanno premiato gli agenti della Polizia Penitenziaria del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige che si sono distinti in servizio per aver sedato situazioni critiche. Il plauso è arrivato anche dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Triveneto, Rossella Santoro. Spesso in condizioni oggettivamente difficili, operando quotidianamente in un contesto di criticità del sistema carcerario italiano, con spirito di servizio e abnegazione, per garantire condizioni di sicurezza e rispetto della vita dei detenuti, in attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Ostellari ha poi annunciato l'avvio delle ispezioni delle carceri di una task force per evitare episodi di suicidi tra i detenuti. Abbiamo istituito proprio di recente una nuova task force formata da professionisti che stanno andando in loco nelle varie carceri dove magari il fenomeno è maggiore, per capire esattamente se e come intervenire. Questo è un fenomeno molto complesso, non si può, non se ne può parlare in maniera scomposta, va fatta un'analisi chiara. La stiamo facendo dal 2022 con un gruppo di lavoro presso il DAP, però adesso abbiamo implementato questo gruppo con questa task force di professionisti che andrà all'interno delle carceri. E sempre il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari ci ha parlato del Tribunale della Pedemontana ed è arrivato un altro chiarimento importante da parte sua. Vediamo.
Il personale del nuovo Tribunale di Bassano non sarà tolto a nessuno. È chiara e ferma la risposta del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che così risponde ai timori manifestati dagli ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso e anche da molti sindaci. È un timore infondato. Un tribunale in più in quella soprattutto zona consente quantomeno di dividere il carico di lavoro e di dare più servizio al cittadino e alle imprese. Bassano è con la piemontese Alba, con la pugliese Lucera e con Rossano Calabro nella lista delle nuove circoscrizioni giudiziarie che il governo si appresta a disegnare nel contesto della riforma della giustizia, e il sottosegretario sottolinea le peculiarità dell'area pedemontana. Noi come Veneto abbiamo tutto il diritto di chiedere più servizio sotto questo profilo. Altre regioni nel 2012 non hanno visto la chiusura totale di posti e di sedi così come è stata effettuata qui da noi. Quindi credo che per una regione come il Veneto, che produce tanto e che dà molto, la richiesta sia assolutamente fondata e vada sostenuta. Nessuna sottrazione di personale a scapito di altri, ribadisce Ostellari. Le assunzioni ci saranno in base alle esigenze. Le assunzioni vengono fatte dopo. Prima bisogna avere l'idea comune di un servizio migliore per il territorio. Lo vogliamo, sì o no? Vogliamo più strade? Vogliamo più scuole? Vogliamo scuole moderne? Vogliamo un paese più moderno e un territorio più attrattivo? Se lo vogliamo dobbiamo investire, e anche sulla giustizia va fatta la stessa identica analisi. Vediamo un titolo del Gazzettino sui dazi export trattesa e paura. Il presidente Zaia dice il Veneto rischia 7,3 miliardi, serve un'intesa con gli Stati Uniti. E poi un bonus per i disoccupati veneti fino a 700 euro per incentivare formazione, riqualificazione e reinserimento lavorativo. E a proposito del presidente Zaia, il vice sindaco di Venezia Tomaello non esclude che possa candidarsi a sindaco di Venezia. Il risultato più bello è quello di avere ricompattato la Liga Veneta, il movimento sotto la bandiera di San Marco e proiettandola anche verso le elezioni regionali, la prima grande sfida che ci sarà nel nostro territorio, e quindi insomma la Lega ha dimostrato di essere pronta e quindi insomma adesso siamo pronti, attendiamo il congresso di sabato e domenica a Firenze, però il Veneto ha dimostrato di esserci, di essere compatto. La presenza di oltre 2000 partecipanti al precongresso della Lega sabato a Padova ha lanciato un chiaro messaggio, e tra i temi caldi affrontati quello del terzo mandato, su cui Tomaello sembra fiducioso. Io spero ci sia, adesso vedremo nei prossimi giorni la decisione della consulta, ma insomma il presidente Zaia ha dimostrato di essere una persona seria e di amministrare molto bene, quindi insomma l'auspicio è che possa fare un terzo mandato. Se così non sarà, anche il segretario Salvini ha detto che comunque darà una mano per le regionali. Poi da veneziano, insomma, se un domani decidesse di fare il passo verso il palazzo di là del canale Cafarsetti come sindaco non sarebbe assolutamente male, anzi glielo consiglio. Se non dovesse andare con il terzo mandato, dunque, Luca Zaia potrebbe diventare il nuovo sindaco di Venezia. Una persona con la sua competenza e con la sua esperienza farebbe sicuramente bene alla città di Venezia, poi naturalmente la decisione deve essere sua, deve capire varie dinamiche, ma insomma aspettiamo, non vogliamo mettergli fretta sapendo che insomma l'obiettivo sarebbe il terzo mandato, ma se non si riuscisse e ci fosse questa possibilità, tanti veneziani e soprattutto tanti leghisti sarebbero contenti. Sulle assenze di Roberto Marcato e Giampaolo Bottacin, Tomaello commenta. Gli assenti possiamo dire che non li abbiamo visti. Abbiamo visto 2000 persone, tanti amministratori, tanti sindaci, persone anche che non si vedevano da tanto tempo, anche semplici militanti, anche veneziani che magari si erano negli ultimi anni un po' allontanati, si sono riavvicinati grazie al segretario Stefani, a Zaia, a Salvini. Servizio di Ilaria Marchiori, andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo da voi.
Sabato il precongresso della Lega a Padova, si è svolta la presenza di 2000 delegati nella fiera di Padova. Sentiamo ieri sera a Focus cosa ha detto l'ex parlamentare del Carroccio Giuseppe Paolin. Che è tornato l'entusiasmo, ho visto un movimento che è tornato a fare politica, magari negli ultimi tempi eravamo più concentrati su altre cose, abbiamo perso un po' il contatto con il territorio, ma la mozione di Stefani è stata una mozione decisiva, perché io ho visto tra i militanti veramente tornare l'entusiasmo, però questa è una fase comunque di cambiamento. Comunque la Lega è in una fase in cui ci sono degli avvicendamenti, adesso vedremo se in regione il candidato non sarà più Luca Zaia, comunque la Lega è dotata di candidati comunque all'altezza, perché comunque a partire dal segretario Stefani a comunque tutta una serie di figure che ci sono. Quindi io ho visto un movimento che sta discutendo, che sta crescendo, che si sta sviluppando, quindi non c'è una fase di ritorno, c'è solo da ribadire certi concetti. Sull'autonomia la battaglia non è finita, perché certamente ce l'aspettavamo che avrebbero seminato di mine e di tutto per cercare di fermarla. C'è da lavorare, c'è da rivedere il discorso della sentenza, ma secondo me la Lega ha messo un punto sull'autonomia. Cioè, quando noi parliamo di livelli minimi, li ha posti la Lega, li ha posta l'autonomia, e il disastro, se qualcuno parla di disastri che la Lega, cioè che l'autonomia porterà dei disastri, io faccio notare che i disastri ci sono già e sono stati fatti non dall'autonomia ma dal centralismo. Quindi Giuseppe Paolin ieri sera a Focus. Torniamo alla cronaca a Vicenza. Molti cittadini segnalano il degrado e la presenza di spacciatori ai Giardini Salvie nella zona vicina a Piazza del Mutilato. Vediamo. Il degrado si allarga a macchia d'olio. Vicenza, il centro storico, i quartieri sono infestati da pusher e tossicodipendenti. Da Campomarzo ai Giardini Salvi i cittadini lanciano l'SOS e chiedono aiuto. Ci sono foto e video che documentano bottiglie di alcolici scolate e abbandonate sui marciapiedi, tracce di sangue vicino a tappi di siringhe lasciati da chi fa uso di stupefacenti. Sporcizia con cui deve fare i conti chiunque passi, che siano anziani, mamme o papà con i loro bambini. Siamo nella zona retrostante i Giardini Salvi, dove è avvenuto l'ultimo episodio legato allo spaccio di droga. 2 stranieri in pieno giorno hanno litigato violentemente davanti ai passanti. Uno avrebbe spruzzato in faccia all'altro del liquido, probabilmente uno spray urticante. Poi l'aggressore è fuggito, mentre il ferito è stato portato in pronto soccorso. Intanto, in serata proprio vicino ai Giardini Salvi, in Piazzale del Mutilato, un cittadino ha sorpreso un tossicodipendente che in mezzo alla strada si era appena iniettato droga. Tutto documentato da questo video. Lo straniero, vistosi scoperto, si è allontanato, ma continua ad aggirarsi in quella zona che ha eletto a rifugio dove drogarsi. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma la libertà di ognuno finisce dove inizia quella degli altri, in questo caso dei cittadini, che dovrebbero poter vivere in un quartiere pulito. Invece in città il degrado è sempre più radicato. I vicentini chiedono aiuto e noi di Rete Veneta rilanciamo il loro SOS. Attendiamo risposte efficaci, concrete da parte delle istituzioni competenti, perché così per i cittadini è diventato difficile andare avanti. Servizio di Carlo Alberto Inghileri, che è responsabile della nostra redazione di Vicenza. Lo sciopero dei lavoratori delle telecomunicazioni e dei call center. Ieri a Padova c'è stato un presidio davanti alla sede di Confindustria. Il contratto è fermo da 2 anni. La trattativa, che sembrava a buon punto, si è bloccata lo scorso 18 dicembre. Per questo una cinquantina di lavoratori delle telecomunicazioni e del call center del Veneto si sono ritrovati simbolicamente a Padova davanti alla sede di Confindustria nella giornata dello sciopero nazionale del settore. Nessuna rassicurazione per ora. La mobilitazione è pronta ad andare avanti.
Chiediamo che finalmente le aziende si siedano volenterose ad un tavolo di trattativa e che rispettino soprattutto i lavoratori e le lavoratrici di un settore che ha lavorato sempre, anche durante la pandemia, consentendo anche agli altri di lavorare, e che finalmente meritano un rinnovo salariale adeguato alla vita e al costo della vita. Negli anni abbiamo fatto un sacco di sacrifici, abbiamo perso moltissimi posti di lavoro, però il nostro lavoro per chi rimane non viene mai riconosciuto. Oggi come oggi poi ci sono i furbetti, quei imprenditori che pur di avere la loro barca, la loro casa al mare, cosa fanno? Cambiano il contratto e vanno ad applicare ai lavoratori un contratto ancora peggiorativo. Se 7 euro lordi di aumento contrattuale al mese sono il giusto salario per questi lavoratori, forse c'è qualcosa che non funziona in Italia e nel nostro paese. Abbiamo perso oltre, lo dice l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, le retribuzioni italiane hanno perso oltre l'8% rispetto all'inflazione che ha mangiato il potere d'acquisto. 2 anni che il contratto è fermo, è il momento di agire, è il momento di chiudere questo contratto, siamo stanchi, dobbiamo portare a casa il carrello della spesa, non vuoto ma questa volta pieno. Finisce in tribunale a Venezia l'attribuzione di un posto auto al garage comunale con il giudice che a sorpresa ordina di assegnare d'urgenza il posto alla ricorrente senza sentire la controparte. Dopo 50 anni di abbonamento dei genitori per un posto auto al garage comunale di Venezia, alla morte del papà avvenuta a febbraio scorso, AVM decide di annullare il subentro della mamma nonostante il contratto e l'auto in questione siano cointestati. Risultato: la famiglia fa ricorso e il giudice accoglie il ricorso d'urgenza ordinando ad AVM di riassegnare il posto auto alla ricorrente. Così dalle carte a corredo del fatto e dal racconto della figlia veneziana Caterina, rientrata in città da Bologna dove vive, per poter seguire in questa intricatissima vicenda la mamma 78enne, rimasta invece a Venezia. L'amarezza più grande resta il fatto che un cittadino sia stato costretto a rivolgersi al giudice per l'applicazione di quella che è una norma che nel regolamento risulta assolutamente chiara e cristallina, insomma, ecco. E nel caso di mia mamma, lei ha la fortuna, tra virgolette, che io sono laureata in legge e mio marito è avvocato e l'abbiamo potuta tutelare al meglio. Il fatto dovuto ad una errata interpretazione del regolamento degli abbonati in essere, con la questione del subentro del posto auto prevista invece all'articolo 10, secondo comma. Non lo so se AVM a questo punto, dinanzi al pronunciamento del giudice, riterrà di addivenire a miti consigli. Insomma, la questione, che sembra essere molto complicata, in realtà è stata sbrogliata per l'intanto dal giudice, pronunciatosi il 25 marzo corrente, inaspettatamente, sulla base della semplice richiesta documentata, senza che la controparte potesse intervenire, ovvero inaudita altera parte. Di fatto non succede quasi mai. E quindi quando sarà fatto il bando mia mamma anche parteciperà e si vedrà se avrà diritto al suo posto oppure no, ecco. Il 20 maggio prossimo l'udienza per la comparizione delle parti, ma fino ad allora il posto auto va riassegnato senza se e senza ma, così da disposizione di legge. Però insomma questa non è una situazione di tutti, propria di tutti, e sicuramente persone soprattutto di una certa età è possibile che non abbiano avuto questa possibilità e insomma questa è l'amarezza più grande, ecco, di questa situazione. Servizio di Anna Maria Parisi. Adesso un'altra singolare vicenda, quella del proprietario di una casa acquistata all'asta che adesso non sa come entrarci perché non è chiaro di chi sia la proprietà della strada di accesso. Sentiamo anche il parere di un esperto. Un acquisto all'asta, la strada di accesso alla casa in via Fagarea, Quinto di Treviso, che l'acquirente scopre di non essere di sua proprietà. È una vicenda che abbiamo seguito nelle scorse ore, con il nuovo proprietario addirittura condannato. Una beffa, carte alla mano, gli sembrava tutto in regola per un tipo di operazione immobiliare che comunque è sempre molto complicato, nonostante la perizia possa essere stata fatta anche dal tribunale. Questa è l'entrata con la quale mi è stato venduto l'immobile dal tribunale di Treviso, perché sulla perizia c'è scritto chiaramente che l'ingresso è questo. Bisogna vedere le dinamiche di una causa, perché da quello che si è potuto capire dalle letture che io ho fatto
lotto comunque ha acquistato un bene all'asta, ed è vero. È anche vero che il lotto non è intercluso per il semplice motivo che ben 2 lati della proprietà confinano con una strada pubblica. A fare la differenza in questo caso è il fatto che la proprietà ha altri sbocchi sulla strada e l'accesso quindi potrebbe essere realizzato anche da altre parti. E le motivazioni, credo, del Tribunale siano proprio queste, nel senso non si può costituire una servitù coattiva nel momento in cui c'è già l'accesso alla pubblica via, che basta aprirci il varco. Di certo la situazione è complessa, le dinamiche molte, occorre capire cosa è stato chiesto dagli avvocati e poi il diritto di accesso è regolato da varie materie. Sicuramente c'è un perito, ci sono delegati alla vendita, ci potrebbe essere un notaio, quindi non è che si venda così a cuor leggero un fondo intercluso con tutti i sistemi che ci sono attualmente di controllo. Inevitabile un messaggio generale rivolto a chi affronta queste operazioni. Molta attenzione quando si compra all'asta. Bisogna guardarsi non solo la perizia, bisogna guardare bene anche i bandi, perché tante volte tra i meandri della perizia e dei bandi si capisce se quel lotto è accessibile o meno, ma d'altro canto è difficile anche, se non impossibile, perché un fondo intercluso non è vendibile. Dopo oltre 5 mesi dalla richiesta di verifica delle condizioni per accedere al suicidio assistito, una 67enne residente in Veneto, nel territorio dell'UL6 Uganea, affetto da una malattia molto rara, non ha ancora visto effettuate le visite domiciliari previste secondo sentenza della Corte Costituzionale. Lo afferma in una nota l'associazione Luca Coscioni. Il 67enne soffre per un tumore cerebrale diagnosticato nel 2006. Dal 2018 la sua condizione è peggiorata con crisi epilettiche quotidiane e difficoltà motorie che gli causano frequenti cadute. Lo scorso ottobre ha chiesto alla sua azienda sanitaria la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito. A dicembre l'ULSS ha nominato una commissione medica, ma ad oltre 5 mesi dalla richiesta non sono ancora state effettuate le visite domiciliari. L'associazione ha presentato formale diffida all'ULSS, che in queste ore ha fatto sapere che domani si riunirà la commissione medica, e questa è una vicenda in cui ha parlato recentemente anche il Presidente Zaia, dicendo che il suicidio assistito è un diritto in Italia sancito dalla Corte Costituzionale, ma che poi bisogna regolamentare la richiesta e soprattutto quello che chi chiede un suicidio assistito dovrà affrontare per raggiungere così l'obiettivo. L'autismo a Treviso, quasi 100 nuove diagnosi nell'anno scolastico 24-25, dati emersi nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto Camminata in Blu, una passeggiata per sensibilizzare e promuovere l'inclusione. Nella provincia di Treviso ogni mese vengono diagnosticate tra le 10 e le 12 nuove situazioni di autismo, in aumento rispetto agli anni scorsi. In Italia si stima che un bambino su 77 nella fascia 7-8 anni venga diagnosticata una sindrome di autismo. Quindi è in aumento però abbiamo anche una consapevolezza con i servizi che è diagnosticato per tempo e quindi con un lavoro fin da piccoli si riescono ad ottenere grandi risultati nella relazione, nell'autonomia e nello sviluppo dell'autonomia della persona. Lisa Loschi, coordinatrice del Centro Riferimenti Regionale Autismo di Treviso, espone i dati relativi ai bambini e ai ragazzi. Per quanto riguarda i vari gradi scolastici si contano 133 diagnosi relative alla scuola dell'infanzia, 494 alle primarie, 259 alle medie ed infine 176 alle scuole superiori. Per quanto riguarda gli adulti seguiti dal centro di riferimento sempre nella Marca, sono in totale 501, 219 nel distretto di Treviso, 186 Pieve di Soligo e 96 Asolo. È fondamentale lavorare con le famiglie, spiega l'assessore Tessarolo, e realizzare progetti di inclusione, fra questi quello promosso dall'amministrazione comunale che coinvolge commercianti e associazioni.
Li abbiamo messi insieme con questo progetto, allora era formazione, oggi abbiamo un momento invece in condivisione. Allora le associazioni per l'autismo spiegavano come accogliere le persone nelle attività commerciali, oggi le attività commerciali si vestono di blu invece nella giornata promossa dalle associazioni. Domenica 6 aprile alle 9 si svolgerà la camminata in blu e non solo, una passeggiata attraverso le vie di Treviso per sensibilizzare e promuovere l'inclusione. A rendere ancora più speciale questa giornata l'adesione dei commercianti al progetto Welcome Blue con le vetrine dei negozi che si vestiranno a tema tinteggiate di blu. Servizio di Daniela Sizzia e vediamo un nuovo ambulatorio per le gravidanze a rischio all'ospedale di Oderzo nel Trevigiano. In occasione della giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati sono state presentate le novità del reparto di ostetricia. È una celebrazione in grande stile della giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, quella organizzata dall'unità operativa di ostetricia e ginecologia di Oderzo. Qui gentilezza e umanità non solo verso le partorienti ma verso l'intera famiglia si coniugano anche attraverso realtà come la Family Room, uno spazio ideato per trasmettere quella serenità che rappresenta un valore aggiunto in un percorso di assistenza personalizzata. C'è un bel gruppo di lavoro, un riferimento per la nostra ULSS per quanto riguarda la procreazione medico assistita, investimenti, nuova vasca ovviamente per il parto in acqua, investimenti sull'ecografo, un ecografo di alta generazione, quindi importante per vedere tutto dalla vilocentesi ad altre cose, quindi credo che questi investimenti importanti vanno verso un'unità operativa comunque all'avanguardia. Tra i nuovi spazi ci sono gli ambulatori per lo screening di diagnosi prenatale. Abbiamo questo ecografo di ultima generazione che siamo riusciti ad avere, con il quale adesso contiamo di iniziare un'attività che prima qui a Oderzo non c'era, è quella di iniziare un percorso che riguarda la diagnosi prenatale invasiva e non invasiva. La non invasiva è quella che fa riferimento appunto ai nuovi LEA, con l'erogazione del cosiddetto test combinato perché combina il dato di laboratorio con il dato dell'ecografia, e allo stesso tempo inizieremo a gestire anche la diagnosi prenatale invasiva con billo ed amniocentesi per le pazienti che risulteranno ad alto rischio. La stanza vasca per il travaglio e il parto in acqua è stata riprogettata. C'è poi una particolare attenzione alle donne che affrontano la gravidanza dopo un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il centro della PMA è il centro di riferimento di tutta l'ULSS 2 Marca Trevigiana. Qui vengono fatti sia i prelievi per il pick-up ovocitario che anche l'embryo transfer, la trasformazione, l'inserimento in utero degli embrioni. Seguendo una tendenza che accomuna oramai un numero crescente di paesi, il calo delle nascite si è sentito anche sul territorio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Rispetto ai 4.732 nati del 2023, nel 2024 si è registrato un calo di oltre 700 parti. Devo dire che l'ospedale di Oderzo, nonostante questo calo della demografia, quindi questo calo di nuovi nati, come si suol dire, tiene botta, cioè riesce, grazie a una serie di attrattività che ha creato e che sta creando, ad essere comunque un centro di riferimento per tutto lo Pitergino ma anche per il Friuli. Un titolo dal Corriere delle Alpi, vediamo l'assalto al bancomat a San Pietro di Cadore, sono stati arrestati 5 ladri in fuga, era un colpo fallito allo sportello in via Pier Fortunato Calvi, la banda è fuggita a mani vuote e è stata intercettata in Friuli, era diretta in un albergo a Udine. Può darsi, ieri sera molti si sono chiesti il motivo di molti posti di blocco dei carabinieri nel Trevigiano, a volte proprio per intercettare queste bande che colpiscono e poi tornano verso l'est. E la crisi dei centri storici dovuta anche alla mancanza di sicurezza e la proposta a Treviso di organizzare gli stati generali del commercio mettendo insieme sindaci, esercenti ed esperti. È fondamentale capire che non è un problema della città di Treviso, perché è un tema che sta travolgendo il commercio a livello nazionale, però mi piacerebbe che da Treviso partisse la svolta anche per il mondo del commercio. Treviso si candida ad ospitare gli stati generali del commercio, riunendo allo stesso tavolo sindaci ed esercenti per cercare di contrastare il momento delicato che stanno vivendo i centri storici delle nostre città, che secondo l'ultimo report di Confcommercio in Veneto dal 2012 ad oggi hanno visto chiudere oltre 1.000 negozi, più di 1.600 nelle periferie. L'importante è che ci sia un momento di grande confronto scientifico basato su esperienze reali, che vada oltre gli slogan, oltre le polemiche, oltre
i meri dibattiti tra parcheggio sì, parcheggio no, pedonalizzazione sì, pedonalizzazione no, ma si affronta il problema in modo davvero molto più strutturato e approfondito. Sindaci e commercianti devono lavorare insieme per un obiettivo comune, far crescere il territorio, spiega Conte, che poi mette l'accento sull'attuale particolare congiuntura tra difficoltà economiche, crescita dell'e-commerce, diffusione della grande distribuzione. A farne le spese soprattutto i negozi dei centri storici, che aggiunge rappresentano un presidio non solo commerciale ma altresì sociale e di sicurezza. Da qui la proposta, anche in qualità di presidente ANCI Veneto, di mettere insieme primi cittadini, esercenti ed esperti per studiare possibili misure. Dalle valutazioni urbanistiche alla promozione dei territori, anche alle modalità nuove di commercio, credo che serva un grande momento di confronto dove possiamo prendere delle best practice a livello regionale o nazionale e farle diventare iniziative diffuse nel territorio. Le discoteche sono in via di estinzione, lo si potrebbe pensare o confermare dalla vicenda di San Biagio di Callalta, dove una storica sala da ballo diventerà tra pochi mesi un centro commerciale. Però sentiamo su questo il parere di uno storico professionista del settore. Sentiamo. C'era una volta la febbre del sabato sera, quando ci si preparava per uscire con le compagnie verso la discoteca, che per qualcuno era una seconda casa, oppure un nuovo territorio dove tentare conquiste galanti. Non c'erano i telefonini, internet, al massimo il telefono a gettone per dire ai genitori che andava tutto bene e che a casa si tornava in macchina con gli amici. Oggi non è più così, o quasi. I cambiamenti sono sempre costanti nella società, mode si succedono e anche nel nostro mondo sono cambiati tante cose. Per esempio il ballo non è più proprio la priorità, oggi c'è l'aggregazione che persiste perché quello è un modo di stare assieme. Per questo tanti locali da ballo hanno chiuso, mentre chi continua è diventato un punto di incontro reale in un mondo giovanile sempre più virtuale, ma anche numericamente più scarso. Noi come locali abbiamo subito dei grossi cali negli ultimi 10-15 anni, frutto di cambiamenti appunto sociali. Una diminuzione anche delle nascite ha contribuito a quello che un tempo era per noi un modo per iniziare ad abituare i ragazzi a divertirsi anche in maniera sana, venendo alla domenica pomeriggio. Spazio oggi sconsolatamente scomparso, ma ancora vivo nei ricordi dei boomer e dei loro primi amori. Giovani di ieri che comunque si incrociano con i millennials e la generazione Z nelle strutture multisala. Parlando di questo tipo di locale, quindi un multisala, abbiamo delle proporzioni abbastanza equilibrate. Abbiamo una percentuale che oscilla tra il 20 e il 25% di giovani, lo stesso per gli amanti del mondo latino, lo stesso direi per quelli che frequentano le sale con la musica revival e anche un altro 25% per chi apprezza la musica con l'orchestra. E se qualche edificio storico del divertimento sta diventando un supermercato o si è già trasformato in un condominio, per Giannino Venerani non vuol dire che la discoteca sia morta. Parlo proprio per la mia esperienza, non è morta e penso non morirà mai, perché è un modo per stare assieme con la musica, quindi abbiamo sicuramente meno clientela disponibile, però quella che viene si diverte ancora tanto. In pubblicità, torniamo subito. È stata intitolata a Montenero di Bisaccia, che è il paese di Antonio Di Pietro, la prima scuola semi-basso, toccanti le parole della mamma dello scienziato. Emozione grandissima, è stata una cerimonia veramente toccante e emozionante. Titolare un istituto omnicomprensivo a suo nome è stata veramente una cosa
stupenda, emozionante. Ben comprensibile l'emozione di Laura Lucchin, madre di Sammy Basso, il giovane biologo scomparso lo scorso 5 ottobre, che tanto ha fatto per la ricerca scientifica per la cura della progeria, malattia da cui era affetto, al quale è stata intitolata la prima scuola in Italia, l'Istituto Omnicomprensivo Molisano di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Una cerimonia intensa che ha rispettato in toto l'insegnamento di vita di Sammy. Nelle parole che sono state dette stamattina veramente hanno preso proprio la parte centrale di Sammy. Ecco, e come abbiamo anche detto noi, sarebbe bello prendere proprio ad esempio quello che è stato Sammy nel suo percorso di vita. Se l'aspettava? No, come tutte le cose che sono successe subito dopo, cioè si è mosso veramente il mondo e anche questa è stata una sorpresa. Più che mai esaustiva la motivazione di questa intitolazione, rappresenta un forte segnale educativo e valoriale, un riconoscimento della sua capacità di trasmettere ai giovani un messaggio di speranza, resilienza e fiducia nella scienza e nell'istruzione. Un tassello in più per portare avanti il lavoro di Sammy Basso e di tutta l'equipe scientifica in Italia e all'estero. Noi abbiamo sempre detto che non ci fermeremo mai, continueremo a portare avanti quello che stava facendo Sammy e noi anche con l'associazione dobbiamo portare avanti questo, poter dire a una famiglia che ha un figlio con progeria, tranquilli, sappiamo come curarlo. Grandissimo Sammy Basso, e chiudiamo con gli aquiloni che sono tornati a volare nel cielo di Rosà. La danza nel vento degli aquiloni ha tenuto anche quest'anno tantissimi occhi e nasi all'insù. La 16ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni a Rosà ha superato anche le incertezze meteorologiche. La giornata di domenica ha avuto le condizioni ideali, con il cielo quasi sgombro di nubi e una brezza che ha fatto librare in aria le spettacolari realizzazioni degli oltre 100 artisti arrivati da 16 paesi del mondo, Europa, Asia e America. Le grandiose installazioni raffiguranti personaggi dei fumetti hanno fatto da scenario alle esibizioni di aquiloni statici e acrobatici, ai laboratori di musica e danza, per la gioia di grandi e piccini che hanno potuto anche imparare a costruire alcuni aquiloni. Ospite speciale di questa edizione è stato Lakum Nitesh Kumar Chanalal, artista proveniente dall'India, paese che vanta una tradizione secolare in materia di aquiloni. L'evento, organizzato dalla Proloco di Rosà e sostenuto dal Comune, ha goduto anche quest'anno del supporto di molte associazioni e volontari del territorio. Vice di Mirko Cavallin, gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:15, Marcello Obano, Riccardo Barbisan, Paolo Bonafè, Valente Chieregatto, Marco De Blasis, Gio Formaggio, Ivan Palasgo e Giuseppe Panda. Non perdetevi l'appuntamento col nostro talk. Grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Edoardo Paris e buona giornata.